basse, con volumi correnti bassi nel paziente ventilato. Ora chiedo scusa, io vedo qualcuno che prende questi protocolli, li potete trovare nel nostro sito, che è pronto soccorso www.prontosoccorso.sitiwebs.com, per cui sono tutti anche su Facebook. Anche su Facebook c'è il rimando, per cui è una maniera di colloquiare molto semplice, molto informale, insomma, chiaro. E ovviamente voi avete compreso che il resuscitation bundle e gli studi di Rivers pongono l'accento soprattutto su due dati di monitoraggio, che sono il lattato e la pressione venosa e la saturazione venosa centrale di ossigeno. Perché ovviamente capite bene che il lattato è espressione di glicolisi anaerobia, quindi tipo perfusione, mentre invece la saturazione venosa centrale, che però presuppone un incardinamento venoso centrale, presuppone in una prima fase una maggiore estrazione periferica di ossigeno e quindi una bassa saturazione venosa centrale di ossigeno, perché l'ossigeno è rimasto nella sindrome iperdinamica a livello periferico perché è stato maggiormente utilizzato. Mentre invece quando si passa alla situazione di disfunzione multiorgano c'è una riduzione della estrazione periferica e dell'utilizzo di ossigeno, quindi con una saturazione venosa centrale superiore al 70%. Questo, tutto quanto abbiamo detto, presuppone ovviamente una revisione del rapporto tra medicina d'urgenza, pronto soccorso, terapia intensiva. Revisione che ha portato a livello internazionale a parlare sostanzialmente di due modelli. Il primo è il modello di Detroit, del Ford Hospital, appunto il modello di Rivers, che presuppone nell'ambito del pronto soccorso un'area subintensiva critica di trattamento di questi pazienti. Poi invece c'è il modello Boston, Bethesda Hospital, che invece ha istituito un modello basato su un team specificamente legato alla sepsi. Noi abbiamo tentato, ovviamente nel nostro piccolo, per quello che potevamo, di ripercuotere quello che era stato il modello di Rivers, strutturando appunto, come vedete, una sala di subintensiva nel quale è possibile apportare tutti i protocolli di trattamento, che non siano ovviamente quelli intensivi, per il paziente non intubato. Ovviamente questo presuppone un protocollo specifico di trattamento per la sepsi grave e lo shock settico, che si articola su due fasi, cioè sul riconoscimento e l'identificazione precoce del paziente con sepsi e nell'applicazione appunto dell'early non-directed therapy. Ora, questi sono appunto i protocolli di riconoscimento sia per la SIRS, che è quello che praticamente abbiamo detto, l'ipotermia o l'ipertermia, la leucocitosi, la tachicardia e la tachipnea, oppure il protocollo di riconoscimento della sepsi, cioè l'individuazione di un focolaio settico, e infine il protocollo di riconoscimento della sepsi grave. Su questi pazienti si applica normalmente, noi applichiamo normalmente questo tipo di protocollo, e cioè in diagnosi l'emogas analisi, il prelievo venoso, e in molti casi, quando è possibile, facciamo le culture, non sempre questo è possibile, la diagnostica per immagini e soprattutto, come vedremo, la critical ultrasound. Mentre invece in terapia, in pratica, il protocollo prevede l'applicazione del resuscitation bundle. Quello che vedremo non viene fatto nel nostro pronto soccorso è la saturazione venosa centrale di ossigeno, perché ciò presuppone una vena centrale che preferiamo evitare di prendere e shiftiamo su altre diagnostiche di cui ora brevemente possiamo parlare. Infatti, qual è il problema? Cioè è chiaro che la gestione dell'intensivistica del paziente presuppone l'incannulamento della vena centrale, cosa che normalmente difficilmente noi facciamo, la saturazione venosa centrale di ossigeno. Per cui proprio in ambito italiano, in ambito Unifocus, si è sviluppato un protocollo di monitoraggio subintensivo del paziente critico che ci permette di evitare, almeno nelle fasi precoci, l'incannulamento venoso centrale e sicuramente l'intubazione.
intubazione nei casi in cui questa non è indicata. E cioè, in pratica, la prima cosa è la critica all'ultrasound. Che cos'è? È un'ecografia? No, non è un'ecografia. Non è un esame morfologico, ma è semplicemente, come vedete, come vedremo, una forma, un'estensione dell'esame obiettivo, e cioè in pratica sulla base di una metodologia clinica particolare, tipica della medicina d'urgenza, basata non sul solving problem, ma sulla individuazione dello stato vitale e dei parametri vitali, la loro elaborazione, si passa da una diciamo, medicina cieca basata sul rilievo indiretto delle situazioni fisiopatologiche a un rilievo diretto tramite ecografia. E tutti questi casi si giocano della critica all'ultrasound, che consiste in 15 scansioni precostituite che vanno dal collo ai polmoni, al cuore, all'addome, alla vena femorale, e che ci permettono una integrazione della primary, secondary e terza risalve, cioè l'ABCD famoso della medicina d'urgenza e anche famoso della medicina d'urgenza, non solo in senso clinico ma anche in senso ecografico. Per esempio il collo, la valutazione soprattutto della pervietà delle vie aeree, il polmone, la valutazione del pneumotorace, dei versamenti, degli addensamenti e soprattutto, come vedremo, dell'Allianz, il cuore, il ventricolo destro, espressione soprattutto della pressione in arteria polmonare, mentre vena cava inferiore, pressione venosa centrale, ventricolo sinistro, valutazione della funzione sistolica, la funzione valvolare e il pericardio, l'aorta ascendente per le dissecazioni, l'aorta addominale per l'aneurisma, e la pressione venosa centrale tramite la vena cava, il versamento addominale, le trombosi femorali, la valutazione del nervo ottico nell'ipertensione endocranica e fratture sternocostanti. Per quanto riguarda la sepsi, a noi interessano soprattutto questi due quadri, il quadro della sindrome iperdinamica e il quadro invece della disfunzione multiorgano. Come vedremo, nella sindrome iperdinamica noi abbiamo soprattutto una situazione nel quale le camere cardiache, vedete, sono praticamente vuote, sono ipercinetiche e vuote. Abbiamo una disfunzione diastolica del ventricolo sinistro e il ventricolo destro che ha i fissini delle pareti che appunto si baciano, mentre la vena cava inferiore è praticamente vuota con una pressione venosa centrale inferiore a 5. Quando invece la situazione diventa più grave abbiamo la disfunzione multiorgano caratterizzata innanzitutto da questo quadro che è quello, come vi avevo detto, dell'Allianz, e cioè in pratica un edema polmonare caratterizzato da queste ring down, da questi livelli iperecogeni, che però si alterna ad aree di risparmio, che quindi sono invece le aree iperinflate. La linea pleurica è ipomobile e coesistono anche delle aree di atelectasia. La vena cava inferiore in questo caso, proprio perché c'è un sovraccarico polmonare, appare dilatata, mentre nell'ultima fase si viene a costituire soprattutto una disfunzione sistolica del ventricolo sinistro, e questa è la fase che precede lo scompenso totale e di conseguenza l'exitus del paziente. Ora, un'ultima cosa e ho finito, l'ecografia viene integrata con la capnografia, che ci permette di valutare un dato metabolico relativo alla estrazione periferica di ossigeno indipendentemente dalla saturazione venosa centrale di ossigeno. Si tratta della valutazione e monitoraggio della CO2 nell'esalato e quindi della EPCO2. In questo caso noi andiamo a valutare non solo la produzione di anidride carbonica e la possibilità della sua espulsione, ma anche il trasporto di anidride carbonica al polmone. Anche qui nella sindrome ipermetabolica, nella sindrome iperdinamica, noi abbiamo dei capnogrammi alti da iperproduzione di anidride
carbonica in maniera assolutamente non invasiva, con il quadro ecografico che prima vi ho detto di sindrome iperdinamica. Mentre quando subentra la disfunzione multiorgano e gli organi non sono più capaci di estrarre ossigeno, non producono nemmeno anidride carbonica, di conseguenza abbiamo dei caprogrammi bassi che comunque sono molto più bassi rispetto al valore di PCO2 considerata l'ipoperfusione polmonare. Il quadro è quello che abbiamo detto di un polmone umido con segni di acute lung injury e ARDS e addensamenti, versamento pleurico, ventricolo destro dilatato, vena cava inferiore e disfunzione sistolica del ventricolo sinistro. Sicuramente tutto questo fa nascere un'ottica diversa, che è appunto la possibilità che anche questi pazienti, come è capitato, noi abbiamo una casistica di circa 12 casi a partire dal 1° dicembre del 2010, di cui mi pare uno soltanto è stato due sono stati ricoverati in reparto di rianimazione, anche perché si trattava di pazienti affetti da influenza A, e quindi chiaramente avevano bisogno del prosieguo, però soprattutto nei soggetti anziani e nei soggetti a rischio, questi sono pazienti che trattati nelle prime 6 ore in un ambito subintensivo di pronto soccorso sono stati poi seguiti regolarmente nel reparto di malattie infettive. Io vi ringrazio e vi chiedo scusa per la